Ci può spiegare le caratteristiche di questo pane? Questo pane è un pane che ha un gusto molto delicato, però l'abbiamo voluto abbinare alle caratteristiche di un pane nero, quindi ricco di fibre, ottimo per tutte le persone che hanno difficoltà nella parte digestiva. 9 anni di battaglie processuali per il pane del Giubileo. L'azienda padovana, il Granaio delle Idee, era stata accusata di concorrenza sleale da parte di un collega toscano, incaricato di produrre il Panis Caritatis, pane benedetto nell'anno del Giubileo. Ora una sentenza emessa dalla Cassazione dà ragione al panificatore padovano. L'azienda di Maserà è stata assolta dall'accusa di aver copiato il pane benedetto da Papa Wojtyla. Non ho idea come si possa avere una prerogativa del genere nel campo della panificazione, dove da 2000 anni si continuano a inventare forme nuove, innovative e differenziate l'una dall'altra, proprio per soddisfare un consumatore sempre più esigente. 9 anni di processi che hanno comportato anche un notevole danno economico. L'azienda si è vista costretta a ritirare dal mercato 60 tonnellate di farine. Ora i fornai artigiani potranno ritornare a produrre questo pane. La qualità della miscela è rimasta e il mercato ha dato ragione a questo giovane imprenditore. Anche magari per il futuro sarò caratterizzato, la mia immagine sarà caratterizzata dal pane del Giubileo, ma almeno in questo caso in maniera assolutamente positiva.